prima al castello e vediamo un po' cosa ci aspetta, che panorama ci aspetta. Questi sono i resti ruderi delle stanze. Qui abbiamo una stanza, vediamo un po', facciamo questa breve passeggiata nei secoli di storia. Ecco, qui si entra a vedere un bellissimo panorama. Facciamo prima un excursus per questo versante montuoso. Ecco qua, queste sono le famose cisterne per il deposito dell'acqua. Vediamo che tuttora sono belle piene. Questa è la veduta del versante montuoso. Qua il castello, andiamo verso la croce e la veduta sul mare. Andiamoci verso la marina. Ricordiamo che il castello è stato edificato nel XII secolo proprio con scopi difensivi. Infatti la sua funzione originaria era quella di difendere il giudicato di Torres da quello di Arboleo. Guardate che spettacolo. Vediamo ciò che resta su questo versante. Eccolo qua. E questa è la famosa croce. Questa è la veduta sul comune di Cuglieri e sulla marina ovest. Facciamo uno zoom. Per vedere la chiesa di Santa Maria della Neve di Cuglieri. Poi andremo a visitare. Ricordo che il castello al momento è in queste condizioni, è abbandonato, è visitabile 24 ore su 24 perché non c'è nessuna biglietteria, nessuna indicazione, però merita una visita in quanto oltre al bellissimo panorama questi ruderi sono avvolti da numerose leggende che contribuiscono ad alimentarne il suo fascino.